TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. I dati dell'Osservatorio internazionale Waste Watcher fotografano una grossa criticità sul fronte dello spreco alimentare in Italia. I dati provinciali sono sostanzialmente in linea con quelli nazionali. Rispetto al 2023 il quantitativo di cibo settimanale pro capite acquistato e poi gettato nella spazzatura è cresciuto da 469 a 683 grammi. Solo il 23% del campione intervistato pianifica i pasti e solo una persona su 10 dona il cibo cucinato in eccesso. Di fronte all'aumento degli sprechi, FIPE Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Rovigo promuove la campagna di educazione e sensibilizzazione alimentare #LoveFoodNoWaste, realizzata con il sostegno della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e in collaborazione con FIPE Nazionale. Oggi a Mestre distribuite ai giovani imprenditori veneziani della ristorazione gli strumenti per la massima diffusione presso i loro clienti dell'iniziativa, tra cui il rimpiattino o doggy bag per portare a casa gli avanzi che, ormai disponibile dovunque, viene però ancora chiesto poco. Spesso i clienti infatti si vergognano a farlo, temono di essere giudicati o lo ritengono di cattivo gusto. Cambiamo argomento. Primo incontro stamani, martedì 24 settembre, in Confindustria Venezia tra i rappresentanti sindacali territoriali di Filctem CGL, FMK CISL e FIALC CISAL Venezia, le RSO e quelli di Recit, multinazionale nei settori salute, igiene e casa, per discutere del futuro aziendale dopo le notizie emerse nelle scorse settimane sulle ipotesi di potenziale vendita di alcuni segmenti. Tra gli interessati ci sono anche i 300 dipendenti della ex Mira Lanza di Mira, dove si trova il centro ricerche, il più grande d'Europa, e la fabbrica dell'industria inglese. A questi vanno aggiunti l'indotto collegati circa 300 lavoratori della sede commerciale di Milano. Il gruppo, come avevano preannunciato le organizzazioni sindacali, ha confermato la volontà di mettere in atto un piano strategico per l'immediato futuro per snellire, velocizzare e rendere il più possibile efficace il sistema produttivo a livello globale. Le strategie però saranno rese note solo nel primo semestre 2025 e i sindacati hanno già chiesto di essere chiamati in causa per poter gestire insieme questa delicata operazione. In lieve diminuzione gli accessi non autorizzati in zona traffico limitato a Chioggia. A poco più di una settimana dall'avvio delle sanzioni per i veicoli che accedono in centro storico passando dai varchi senza avere l'autorizzazione, la polizia locale cittadina ha registrato 204 transiti domenica 22 settembre e sono scesi a 175 lunedì 23 settembre. L'amministrazione invita tutti coloro che da lunedì 16 settembre oltrepassano i varchi senza aver registrato la targa del proprio mezzo a verificare se hanno i requisiti per far accedere il veicolo al database di SST e in caso affermativo recarsi presso l'ufficio preposto. Attenzione ai transiti ricorrenti. Sono circa una quarantina i mezzi che da lunedì scorso hanno effettuato tra i 3 e gli 8 accessi senza aver accreditato la targa. Le infrazioni si sono verificate soprattutto in ingresso da Canal Lombardo, anche se sono segnalati molti accessi anche dagli altri varchi. Un evento unico che celebrerà l'arte e l'artigianato italiano nel cuore della laguna, culla di antichi mestieri e di un saper fare tramandato nei secoli. È tutto pronto per la seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano che aprirà i battenti da giovedì 3 a domenica 6 ottobre all'Arsenale di Venezia. Promosso dal Comune di Venezia, organizzato da Vela SPA, il Salone dell'Alto Artigianato Italiano si terrà all'interno delle tese dell'Arsenale che faranno da cornice alle opere d'arte esposte dai maestri artigiani provenienti da diverse regioni. La prima edizione si è conclusa registrando un successo di pubblico, oltre 15.000 visitatori nell'arco di 4 giorni, di cui 1 su 5 straniero. Questa edizione vede crescere il numero degli espositori, che da un centinaio salgono a oltre 140, a disposizione degli artigiani che porteranno in laguna la propria unicità, identità culturale e tradizione regionale. Ci saranno, oltre alle tese delle Nappe e le tese di San Cristoforo, anche le tese 98 e 99, per un totale di circa 7.000 metri quadrati di espositivi. Si chiude qui il nostro notiziario, grazie per essere stati con noi, arrivederci.